sono le parole, quelle che non significano nulla in sé, con le quali noi diamo le chiavi di casa al potere. Una lingua che non può essere criticata. E una lingua com'è che non può essere criticata? O perché c'è un regime, oppure perché è già autoironica. La cosa interessante è che ha accolto uno spirito dei tempi, che è quello dell'antifrasi, cioè noi diciamo qualcosa e vogliamo significare esattamente l'opposto. Stai sereno, nessuno di noi più la intende come un augurio meteorologico, umorale, ma è una minaccia essenzialmente. In realtà il libro non è serio, questo va detto, perché non si può trattare seriamente una situazione così grave. Noi non abusiamo neanche di queste parole, sono loro che abusano di noi. Quello che però è grave è che in realtà rappresenta molto bene la fine delle gerarchie. Noi tendenzialmente, anche perché negli ambienti digitali le gerarchie non ci sono, la modalità è random, rizomatica, per associazioni, non c'è una gerarchia, anche i giornali ormai sono fatti così online, piuttosto che mi sembra in sintonia con questo fenomeno, che è la fine delle gerarchie. Quindi tutto va bene. Questa sera cosa facciamo? Ma sentito da ragazzi, ma andiamo ai mercati generali piuttosto che al cinema, piuttosto che al teatro. Tu dici, sì, ho capito, ma 6 ore questa sera usciamo, no? Per farvi proprio odiare il piuttosto che, pensate la frase che tutti si ricordano dell'Amleto, l'atto terzo: essere piuttosto che non essere. Ecco, voi pensate a questa cosa e non lo usate più, perché è terribile.